devi guardare nel tuo background psicologico per vedere. Eminenza, il mio background era l'oratorio, il mio background erano i miei preti, e abbia pazienza, Eminenza, quando sono entrato in seminario io non sapevo neanche che esisteva il Vaticano, e comunque sono stato in Vaticano a preparare queste giornate mondiali per la gioventù, a curare un po' le associazioni, eccetera, e poi da quando il Padre Eterno in pochi anni si è preso, senza domandarmi il permesso a tutta la famiglia, sono tornato a Milano almeno per curare mia mamma, che era l'ultima rimasta, e ho avuto una parrocchia bellissima in cui mi sono trovato bene per 6 anni, ma questi romanacci, come hanno saputo che era morta mia madre, mi hanno chiamato dalla sera alla mattina a tornare giù a Roma. E allora adesso sono anche un po' contento di poter fare il prete non dei ponti o delle carte, ma i preti dei cuori e della gente, insomma. E allora penso che Sant'Ambrogio, ecco perché lo ringrazio, si è ricordato di me, e dopo avermi lasciato in questi posti ampollosi, belli, santi, eccetera, mi ha portato un po' in trincea, e sono contento di essere in trincea con voi. Un altro piccolo pensiero. Entro in questa diocesi nel tempo dell'Avvento, un tempo tra l'altro io ho sempre amato, perché come sapete tutti voi il tempo dell'Avvento è quel tempo che è vero ci prepara al Natale, ma è quel tempo che ci fa ricordare anche la venuta definitiva del Signore. Il Signore è venuto nel Natale e verrà nel giudizio universale. Questo tempo, il tempo dell'Avvento, per analogia è il tempo della Chiesa, perché prima della venuta di Gesù Cristo non c'era la Chiesa, e quando verrà Gesù Cristo alla fine del mondo ovviamente non ci sarà più la Chiesa. Ebbene, nel tempo dell'Avvento che cosa dobbiamo fare? Ce l'ha spiegato molto bene Gesù nella parabola del buon samaritano. C'è un malcapitato, percosso, buttato giù dal cavallo, riempito di botte, derubato, passa il prete, si gira dall'altra parte, passa la catechista, doveva andare a fare catechismo, passa questo qui che era il nemico di questi giudei, questo samaritano, si ferma con tutti questi 13 verbi con cui un po' si descrive l'assistenza a questa persona, porta questa persona in una locanda e dice esattamente al locandiere: abbi cura di lui, e gli lascia giù un po' di soldi. Al mio ritorno ti pagherò anche tutto il resto. Ma che cos'è questa locanda se non la Chiesa? Ma chi è questo samaritano se non Gesù? E qual è il compito allora della Chiesa? Il compito della Chiesa è proprio quello di avere cura del mondo. E allora ecco perché sono contento di essere qui all'inizio dell'Avvento, sono qui proprio contento per questo motivo, perché sento profondamente nel cuore proprio questo desiderio. Dopo Dio, l'uomo, la cura principale di ogni cristiano, in particolare di ogni consacrato, dopo Dio, avere cura dell'uomo. E allora penso a tutte le persone che stanno un po' male, mando il mio saluto, penso agli ammalati, penso agli emarginati, penso alle persone che hanno fame, sete, penso a tutte quelle persone che magari sono chiuse o bloccate in un letto, carcerate, penso a tutte queste persone che vorrò incontrare non tanto per dare loro qualcosa, ma per arricchirmi della loro sofferenza e per capire che se non avrò cura di loro avrò soltanto fallito nel mio ministero. E chiedo a voi la forza di aiutarmi ad arrivare da tutti. Perché dico arrivare da tutti? Ed è un altro pensiero, perché è vero, come diceva la prima lettura, che il vescovo è un po' come la sentinella. Noi ci troviamo purtroppo ad usare sempre delle parole che derivano per la maggior parte dal greco. Episcopos vuol dire uno che sta un po' in alto, che guarda, che fa la sentinella, che controlla, compito importantissimo. Ma io, se voglio usare un'altra parola, anche questa purtroppo greca, vorrei usare la parola parroco. Mi sentirei e vorrei essere il parroco, parrocchia, altra parola greca, para, oikia,
Cos'è la parrocchia? È la casa vicina alle case della gente. I primi 3 evangelisti hanno descritto la nascita di Gesù, descrivendo Betlemme, il bue, l'asinello, la stella cuneta, eccetera. Giovanni, dopo 80 anni, aveva già colto qualche cosa di bello di Gesù e quando parla del Natale non parla più del bue e dell'asinello, ma dice: quel Dio che stava così bene là in alto è venuto giù in terra. E siccome parlava a una comunità di pastori, di beduini che tutti i giorni montavano la tenda, levavano la tenda, dice: cosa ha fatto Dio? Dio ha posto la sua tenda in mezzo alle nostre tende. Ecco, io vorrei porre anch'io la mia tenda in mezzo alle vostre tende, non tanto per dire ho la casa più bella, ho la chiesa più bella, ma per dire voglio fare un po' il vostro parroco, voglio essere vicino a voi. E perché voglio essere vicino a voi? Perché il mistero dell'incarnazione molto spesso noi uomini e donne pensiamo che sia un altro dogma. Dobbiamo credere a Dio, dobbiamo credere alla Madonna, dobbiamo credere alla remissione dei peccati, dobbiamo credere a tante cose, tra cui dobbiamo credere anche all'incarnazione. Ma l'incarnazione forse non è soltanto un dogma da credere. L'incarnazione forse è un metodo pastorale, è un metodo di evangelizzazione. Tante persone dicono di noi: vanno in chiesa, vattene lì, vanno in chiesa, sono peggio degli altri. Ma quella gente che fuori ci critica non dà fastidio che andiamo in chiesa, non dà fastidio che recitiamo il rosario, non dà fastidio che siamo abbonati al giornale cattolico, dà fastidio che proprio noi che veniamo qui in chiesa, che siamo gli amici di Dio, usciamo fuori e manchiamo immediatamente, non nei dogmi, ma nell'umanità. Non manteniamo la parola data, facciamo un sorriso, la persona si gira, gli arriva una pugnalata, gli arriva una calunnia, gli arriva una critica, si presta qualche soldo, si domanda ad usura, non si mantiene la parola. Questa mancanza di umanità tante volte mi ha fatto capire che quando Dio ha voluto rendere visibile l'invisibile, credibile l'incredibile, è sceso dal cielo, si è messo in ginocchio e ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Noi qualche volta usiamo addirittura le nostre cariche, i nostri servizi, i nostri impegni, quasi a fare un piccolo palcoscenico sul quale salire e mendicare qualche applauso della gente. No, io penso che è importante per noi recuperare il dogma dell'incarnazione, ecco perché mi piace l'Avvento, e recuperare la forza dell'umanità. Io penso senza presunzioni che Gesù Cristo non passerà più per le strade di Vigevano, ma passeremo noi. Dal nostro sorriso la gente possa rivedere un po' il sorriso di Dio, dal nostro perdono possa gustare il perdono di Dio, dal nostro amore possa ritrovare la traccia di un amore che sarebbe ancora invisibile se la nostra umanità non lo rendesse visibile. Se la nostra umanità, invece di renderlo credibile, creerebbe una barriera in più a questa incredibilità di Dio. E allora io direi, prendiamo anche queste belle immagini che non soltanto la iconografia, ma pigliamo queste immagini che anche la natura o la storia ci ha dato. Faccio solo un esempio. Mi auguro che tutti nelle case si sforzino ancora di preparare un presente, ma se dovete fare una spesa e